Caro Governatore, amici Lions, dopo circa 60 anni e forse più di lionismo siciliano, siamo stati chiamati agli Stati Generali. Forse bisognava farli qualche anno fa, sarebbero stati forse anche più utili. Grazie, Governatrice. Parlare del passato forse può dare fastidio, ma dal passato possono venire spunti di dibattito ed insegnamenti utili per il futuro. Nel 2001, dopo 36 anni di lionismo attivo, ebbi l'onore di essere chiamato alla carica di governatore di questo magnifico distretto. Avendo avuto per tanti anni contatto con la base di tanti club, erano meno allora, ecco, per grazia di Dio, mi resi conto che gli impegni dei club, dei presidenti dei club, erano gravati da una serie di problemi, dovendo dar corso ai temi di studio e ai service nazionali, ai service distrettuali, tralasciando talora, direi tralasciando sempre, l'impegno a risolvere i problemi del territorio e della comunità. Allora pensai che era necessario consentire ai presidenti dei club di esprimere al governatore e allo staff i loro problemi, riuscendo a parlare finalmente col governatore. I problemi dei club, le richieste, senza dover transitare attraverso i delegati di zona e i presidenti di circoscrizione, che erano adusi poi a sunteggiare e senza dover subire il bla 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 dei soliti pseudo grandi ancorati alla poltrona. Riuscì nell'intento. Non fummo in moltissimi a Cinisi. Fu un magnifico coordinatore Lucio Circa. Ritenemmo molte indicazioni e sviluppammo durante l'anno molte delle richieste. Col passare degli anni mi sono reso conto che è diventato più importante dare spazio alle autorità che ai presidenti dei club, che continuano a non parlare col governatore. Tenetene conto. Durante l'anno trascorso come vicegovernatore mi dedicai al problema relativo alla carenza di acqua potabile, alla sua dispersione, continuando poi durante l'anno di governatorato, coinvolgendo i sindaci e i responsabili comunali. Con la governatrice della Puglia concordammo sull'argomento un convegno multidistrettuale che si tenne a Brindisi. Tutto poi passò nel dimenticatoio. Dopo 20 anni l'argomento è stato ripreso dai comuni e dai Lions. Forse insistendo umilmente sull'argomento si sarebbero potuti ottenere risultati tangibili per i Lions in molti comuni. Fu creata nel 2001 una banca degli occhi Lions intestata a Francesco Ponte, già vicegovernatore, già past governatore. Era un uomo rigoroso, altero, era il direttore della clinica oculistica. La banca degli occhi è morta. Avevano chiesto soltanto qualche contributo per dare delle borse di studio. La fecero morire perché chi mi aveva collaborato nella Costituzione era inviso alla massa dei soci Lion. Alla fine chi ha perso è stato il Lions. È restata solo una tabella indicativa, Banca degli Occhi Francesco Ponte. Sono passati 20 anni
e per grazia di Dio un amico e un collega medico ha ripreso l'argomento. Non è mai troppo tardi. Grazie Enzo. Eravamo 5.300 soci, un nutrito gruppo di opinione, ed auspicai che potessimo diventare un gruppo di pressione. Ma passò l'anno e tutto passò. Non interessava farsi più a nessuno. Per fortuna non tutto è andato perso, perché ho l'orgoglio di aver firmato ad Agrigento il protocollo d'intesa tra il distretto Lions e la comunità di Capodarso. Senza la firma mia e quella di Piero Grimaldi non si sarebbe andato avanti a mettere la prima pietra per la costruzione della casa vacanze per disabili di lingua glossa. Vi devo dire che io ricordo il mio anno di servizio perché è passato sotto tanta amicizia, che è come un collante, che contiene già in sé la prossimità, la credibilità, la competenza, il rispetto e l'umiltà che vengono proposti in quest'anno di servizio. Forse ora si rende indispensabile eliminare ogni orpello. Ciascuno deve rientrare nel proprio ruolo, tenere presente la necessità di una seria, seppur modesta, continuità, perché sennò ogni anno uno fa che lavoro e poi non serve a niente. Bisogna lottare contro il cinismo dei potenti, lasciare libera quella poltrona che potrebbe apparire foriera di onori e di gloria e dedicarci con orgoglio, con quello che ci resta dell'orgoglio, al lionismo, al quale abbiamo aderito spontaneamente, dimenticando l'attuale imperativo categorico che recita: chi non è con me è contro di me. Siate uniti. Grazie.